Buongiorno e buona domenica a tutti da Andrea Ancona degli studi di Radio Padania Libera. Oggi non ci sarà Alfredo Lissoni, al quale abbiamo concesso un turno di riposo. In studio con me una militante, una signora che sta facendo il gazebo per raccogliere firme per il referenda, la signora Diletta, che ha espresso il desiderio di fare una visita a Radio Padania, e ne abbiamo approfittato in questa giornata per averla con noi un paio d'ore, quindi prima ora di rassegna stampa snella. Intanto saluto la signora Lisetta. Buona giornata a tutti. E grazie. Un'oretta scarsa di rassegna stampa, soltanto i titoli. Avremo in collegamento il segretario federale della Lega Nord, Matteo Salvini. Poi vedremo di avere anche l'onorevole Borghezio, che ha fatto visita a Bernardelli e altri che sono stati messi in galera per sedicente attentato allo Stato democratico o cos'altro, non lo sappiamo. Comunque sarà una domenica ricchissima di argomenti, e ricordo anche la manifestazione di Verona alle 19 in Piazza dei Signori, stasera alle 19, con dei pullman che partono da Milano, per chi abita a Milano, comunque da ogni diciamo parte della Padania e del nord. Ne approfitto anche per salutare un altro leghista, un signore che si dà molto da fare, che è entusiasta della Lega, il signor Lamberto Zanoni, che ci ascolta spesso da casa. Gli facciamo un grande saluto e un ringraziamento per quello che fa per il movimento. E iniziamo con la Padania, che titola a prima pagina "Liberiamoli", con due mani che hanno spezzato le manette. Le idee non si arrestano. Oggi a Verona la solidarietà della Lega agli indipendentisti e la sfida ad uno Stato che salva i criminali e ingabbia le opinioni. Salvini dice: abbiamo sentito il dovere morale di fare un'enorme manifestazione, una marcia di libertà, una catena umana dal sorriso. Zaia dice: lanceremo una petizione popolare per la liberazione di questi ragazzi. E poi la visita in carcere, provati delle esperienze ma sicuri delle idee. Lettere di libertà, scrivete un messaggio ai perseguitati veneti. Questa è la prima pagina della Padania. Marcia di libertà invece in seconda pagina, oggi a Verona per i 24 in galera. I primi interrogatori, 4 non rispondono. Rocchetta: mai visto armi di nessun tipo. Salvini dice: rischiano più degli assassini. Quegli arrestati gridano vendetta, quegli arresti gridano vendetta, ma hanno risvegliato molte coscienze. E poi ancora Maroni dice: inchiesta grottesca, mi sembra una cosa da matti. Zaia: scarcerateli, sono ben altri i delinquenti in giro da fermare. I parlamentari del Carroccio, il regime ha paura e vuol mettere a museruola a tutti i veneti che chiedono libertà, ma è finita l'epoca delle testechine. Poi c'è Crozza, che non ho parole negative per definire Crozza, che prende in giro Salvini. La via del lavoro, Lungo Adige, A4, un Crozza con barba e baffi e fattezze di Matteo Salvini. Crozza, caro mio Crozza, rispetto a Salvini sei neanche una formica, quindi prendi in giro quello che vuoi, ci fai solo che un piacere. Poi la solidarietà della Lega agli indipendentisti, in carcere a Brescia, una delegazione di parlamentari e di amministratori del Carroccio hanno visitato Corrado Manessi, Roberto Abeni, Stefano Ferrari e Michele Cattaneo per verificare il loro stato di salute. E poi ancora fedelissimi e toscani, ecco gli uomini di Renzi per le aziende pubbliche. Alle poste arriverà Matteo Delfante, cioè se non ti chiami Matteo oggi non fai carriera nel PD. Direttore generale questo signor Delfante della Cassa Depositi, amico del Premier. Aleni invece spazio al fiorentino Doc. Lorenzo Simonelli. E Berlusconi dice invece dall'altra parte: la riforma del Senato è inaccettabile. Allora, caro Silvietto, basta non votarla. Se non lo votate voi, non la vota il 5 Stelle, non la vota la Lega Nord, la riforma al Senato non passa. La riforma al Senato del Senato non passa.
Poi la tristissima Boldrini pro clandestini, scusate la voce, ma col tempo caldo e freddo un abbassamento di voce anch'io. La Lega dice si dimetta, non è imparziale. Ogni settimana terza carica dello Stato pubblica, prima nel suo sito e poi su quello della Camera, un video con i suoi personali apprezzamenti sulle leggi approvate, cioè parere non richiesto. Poi Nicola Molteni dice si vergogni, non è imparziale, se vuol fare politica lasci la poltrona da presidente. Caon finto perbenismo che porterà il paese alla rovina. E la Padania ci ricorda che mancano 49 giorni alle elezioni europee. Forse coraggio, amici padani, amici del nord, settentrionali, meridionali, dovunque, diamo forza alla Lega, diamo forza alle nostre idee, diamo forza al movimento. Quindi saranno 40 giorni di fuoco, 40 giorni di impegno e al 50° giorno vedremo i risultati. Sorrideremo allora, adesso è tempo di lotta. La vera Europa si potrà costruire soltanto senza l'euro. A pagina 8, bassa euro, la battaglia contro la moneta unica è una battaglia di indipendenza e libertà, che non sono né di destra né di sinistra, sono valori assoluti. Il Front National di Marine Le Pen è una forza di destra nazionalista, come può essere un'alleata affidabile? Ci si chiede nell'intervista, vi invito a leggere, a comprare la Padania innanzitutto e poi a leggere. In molti dicono che la soluzione potrebbe essere più Europa, è vero? Altro quesito, non sarebbe meglio decidere per un referendum? Questo è un articolo molto interessante che risponde a dubbi e certezza da una parte, magari incertezza dall'altra parte sull'euro. E poi solo la Lega è anti-euro, tutti gli altri partiti ciechi sul disastro Unione Europea. Appello di Salvini durante la tappa friulana del Bassa Euro Tour. Elettori del PD e di Forza Italia, se volete salvarvi a livello europeo potete scegliere soltanto il carroccio. C'è una foto di Salvini che abbraccia una militante in Friuli, alla festa di Friuli, con i militanti tutti intorno, bella foto, ci si allarga il cuore a vederla, insomma. Anche la BCE se ne è accorto, l'austerity va superata. E poi ancora no ai tagli lineari, la sanità lombarda è un'eccellenza da tutelare, e questo c'è la foto di Maroni con collaboratori, con l'arma, l'esercito e quant'altro. Insomma, rapiti in Camerun, questa è un'altra vicenda triste, rapiti in Camerun 2 missionari originari di Vicenza, il sequestro l'altra notte insieme ai 2 religiosi, rapita anche una suora di origine canadese. Si sospetta possono essere stati guerriglieri armati integralisti islamici del gruppo nigeriano Boko Haram. Ecco, loro rapiscono i missionari e noi apriamo qui le moschee. Grazie alla Chiesa, grazie anche al cardinale Scola che tace, apriamo le moschee a Milano e dall'altra parte massacrano i cattolici, ma probabilmente chi è più cattolico in Occidente, chi è meno cattolico facendo il missionario in giro per il mondo, quindi non viene contatto per niente da una certa Chiesa, diciamo così. E poi l'Italia ha abbassato la guardia sull'altro fondamentalismo di una bella pagina di Francesca Morandi, anche questa da leggere, il sociologo, direttore del CESNUR, lancia l'allarme, è venuta meno la sorveglianza sui predicatori di odio islamico che continuano nelle loro azioni distruttrici. Ai tempi del ministro Maroni era stata messa in atto una politica mirata alle espulsioni di personaggi ritenuti estremisti o terroristi. Gli ultimi governi non hanno fatto più nulla. E poi ancora l'Eco per 2 giorni ritorna a Lombarda, anche qua il 12 e 13 aprile manifestazione con un campo storico, attività ludico-rievocative didattiche, è una bella pagina di Elena Galloni, tutta da leggere. Poi non vedo purtroppo il diario del bimbo minchia, si vede che il bimbo minchia ha stufato, non sappiamo che il bimbo minchia ma ha una faccia nota. Lo dirò sempre così almeno
siete costretti, se non altro per curiosità, a comprare la Padania e a vedere chi è questo bimbo minchia, e anche per non avere denunce a carico della radio. E poi adesso passiamo al Corrierone della Sera, il Corrierone, il grande giornale più letto dagli italiani, giornale che più parziale non si può, sempre stati sotto l'idea, il comune sentire che sia un giornale imparziale e forse scritto da qualche giornalista, diretto da chi e finanziato da chi abita su Marte. Avviso di Berlusconi a Renzi: riforma del Senato inaccettabile, poi frena e non rompe. Praticamente Berlusconi applica una politica di stop and go nei confronti di Renzi, ma non so personalmente quanto potrà pagare. L'ex premier apre la campagna per le europee, replica di Serracchiani del PD che dice non ci fermiamo. E poi ancora paura per 2 missionari italiani rapiti in Camerun con una suora canadese. Da maggio meno uffici periferici, centralizzate le decisioni, mossa antiburocrazia per tagliare la spesa. Poi vedremo veramente se sarà così, perché tutti i tagli inutili alle spese, non i tagli alla sanità, non i tagli ai servizi, ovviamente ci fanno piacere, ma per adesso sono soltanto chiacchiere. Oggi sentivo su Radio Radicale l'ottimo, direi, Marco Cappato, sebbene sia un avversario politico, è una persona comunque di grande cultura e di grande impegno, che diceva che citava Furio Colombo, ex direttore dell'Unità se non vado errato, e diceva che le 80 euro in busta paga Matteo Renzi già l'ha dato ai lavoratori una cinquantina di volte, tante le volte che dice li darò, li daremo, li daranno, eccetera eccetera. Intanto i lavoratori niente hanno visto, niente vedranno, perché se non c'è taglio dell'IRPEF, scusate questa divagazione, ma se non c'è taglio dell'IRPEF e dell'IRAP che strozza le aziende, evidentemente come faranno le aziende a dare 80 euro, poi oltretutto 80 euro su base delle 8 ore al giorno. Chi fa part time ovviamente meno, sarebbe meno, eccetera eccetera. Ma intanto le chiacchiere nell'immaginario delle persone, Matteo Renzi ha regalato 80 euro al mese a ogni lavoratore. E torniamo al Corriere: Senato, la minaccia di Berlusconi, la riforma, meglio chiuderlo. Poi spiega rispetto al patto del Nazareno, no al testo del governo. Poi c'è un fuori onda tra Maristella Gelmini e Giovanni Totti, ripreso dalle telecamere, e che c'è questo Totti che dice: l'abbraccio mortale con Renzi ci sta distruggendo. E questo è il vero parere di Forza Italia. Poi il resto è tattica e strategia, ma c'è il timore all'interno di Forza Italia che l'abbraccio e gli accordi con Renzi faranno arretrare il Forza Italia, ed è una delle possibilità. Insomma, sarà un percorso faticoso, sono loro tensioni interne. Forza Italia alla fine capirà, ecco, non riuscirà a capire il titolo, ma sono parole della Serracchiani, che è vice segretaria del Partito Democratico e anche governatrice del Friuli. La Serracchiani dice: ha corretto Berlusconi il suo attacco a Renzi, è una vita difficile. Pensa Serracchiani quanto è difficile la vita dei disoccupati, dei senza lavoro, dei senza tetto, dei giovani, e la tua è una vita difficile, e ci dispiace. Se passi da via Bellerio ti do 10 centesimi, così te la rendo più facile. Vergogna. Renzi dice: non credo tradirà i patti, e rientra a Roma per il decreto economico e finanziario. Il no ai tagli lineari, fiducia sulle riforme, ma si studiano le contromisure. La doppia maggioranza, le tentazioni elettorali che trovate a pagina 5 del Corriere. L'ex ministro alza la voce anche per le urne, ma il PD non usi le riforme come uno scalpo. E poi c'è tristemente, per me quantomeno,
il logo di Scelta Civica, lo chiamerei Festa Civica, perché banchettano alle spalle dei cittadini, CD, Centro Democratico, Casini in sostanza, e Fare. In Europa, con un altro partito dal nome mi sembra tedesco, insomma, niente di interessante. Comunque c'è questo logo che fa veramente, insomma, che lascia, che ci lascia un po' sbigottito. Lo scudo crociato, il nome di Alfano in questo simbolo depositato dal notaio, il simbolo NCD e UDC, ci mancava veramente. Quando va in pensione il signor Casini? Ma la Fornero a lei non l'ha esodata? Altra colpa della Fornero di non aver esodato certi politici che da 30-40 anni banchettano alle spalle dei cittadini. Sia il salario minimo, il carcere per chi non rispetta la legge, Morando, spinge sui contratti di secondo livello, Bonanni, la cifra va stabilita dalle parti sociali. Poi voglio vedere come faccio io, piccolo imprenditore, a dare più soldi se non ho detrazioni, e cosa devo fare? Aumentare le tariffe ai miei clienti che mi disdiranno il contratto un minuto dopo. Mi sembra un po' una cosa, sono titoli dei giornali evidentemente, ma molto pericolosi, perché scatenano illusioni, scatenano aspettative che poi non sarà, è difficile che saranno mantenuti, insomma, ecco. Lavoro, scatta il piano Garanzia Giovani, il primo passo è la registrazione online, poi i colloqui suddivisi su base regionale tra agenzie private e pubbliche. E poi ancora andiamo avanti con delle cose, insomma, che dovrebbero interessarci di più. I missionari italiani rapiti dagli islamici, sospetti sui miliziani nigeriani di Boko Haram, con loro una suora canadese. Quei sacerdoti sono i caschi blu di Dio, stanno dalla parte della gente povera. Il colombiano padre Giulio Albanese ha fondato l'agenzia Misna e ora dirige le riviste missionarie della CEI. Ecco, padre Giulio Albanese, d'accordo con lei, ma farebbe bene a dire queste robe qua al Vaticano, a chi decide la politica della Chiesa e che la si smetta con questo buonismo, no, che non porta a niente nei confronti degli islamici che chiedono le aperture delle moschee in Italia e poi trucidano i cattolici in giro, i cristiani in giro per il mondo. Vediamo un po' cosa c'è di interessante sul Corriere. Io penso nulla più, ecco. Poi vabbè, c'è una notizia triste che ci lascia perplesso. A Ravenna, Don Desio, parroco poeta con il SUV, arrestato per abusi su adolescenti. Direttore del giornale della diocesi, il vescovi, siamo sconcertati. Il ragazzo in vendita sul web diceva, intercettato, oggi proprio non posso, mamma non mi fa uscire. Un liceale e un tredicenne tra i prostituti di Genova. E con queste notizie agghiacciante. Poi c'è il Papa che dice ci hanno fatto male, riferendosi alle crociate, la fede è umiltà. Sì, certo, la fede è umiltà, ma e poi essere cristiani non vuol dire essere minchioni. Gianna Nannini, mi stanno martirizzando, la cantante, le accuse di evasione fiscale, il fratello ha sempre pagato. Gianna Nannini comunista, tanto per essere chiari, perché quando poi arrestano qualcuno della Lega ladrona, la Lega qui, la Lega lì, su e giù, quando arrestano qualcuno di sinistra, qualche sindaco di sinistra del PD, amministratore comunale del PD, si dice amministratore arrestato, non si dice il nome, il cognome, non si dice a che partito appartiene, non si dice quanto ha intascato e rubato. E questi sono i giornali faziosi, la notizia la danno ma come vogliono loro, sottotono. Se qualcuno della Lega ruba una caramella, non paga il canone RAI, non succede un pandemonio. Foto, nome, cognome, partito, curriculum vitae, eccetera, eccetera. Questa è la disinformazione che fanno i giornali, e noi qui, lo dico ormai da anni,
vogliamo fare controinformazione, non disinformazione, informare, ma informare in modo giusto, informare soprattutto controcorrente rispetto al potere unico. E passiamo al libero, i lavori che danno lavoro, dai pizzaioli ai gelatai, gli estremisti, dagli estetisti ai giardinieri. Scusate, maresciallo, stavo scherzando, non era estremisti che volevo dire, ma estetisti. Magari qualche maresciallo mi vuole arrestare dopo la trasmissione, mi dispiace, ho sbagliato a parlare. Fino ai seramentisti, nel pieno della crisi ci sono quasi 500.000 artigiani che non solo tengono botta ma creano nuovi posti di lavoro, oltre 24.000 del 2013. Poi ultimo appello a Forza Italia con Berlusconi con la stampella, Berlusconi al primo alle ginocchia sta girando con le stampelle, che lanciano una stampella, l'ultimo appello a Forza Italia per non morire renziani. E poi vediamo pagine interne, Silvio teme i domiciliari col trucco, prende quota l'ipotesi rivelata da Totti di un affidamento a servizi sociali ad Arcore, senza obbligo di svolgere un'attività precisa, ma se i giudici limiteranno molto la sua libertà di movimento, sarà come essere agli arresti. Praticamente Berlusconi sembra stia trattando il fatto di stare a casa sua tranquillamente, casa che ricordo non è un bilocale, ma è un quartiere intero come un quartiere di Milano, e quindi che praticamente potrebbe fare quel che vuole, ricevere quel che vuole, insomma, tutte le libertà tranne quello di uscire dalla sua proprietà, che ripeto, con parco, insomma, ecco, non è il mio bilocale. Il Senato, riforma inaccettabile, l'apertura della campagna elettorale di Forza Italia, il Cavaliere e Palazzo Madama, meglio chiuderlo, sulle europee raddoppieremo i voti, quindi dal 21 lui pensa di arrivare al 42, se la matematica non è un'opinione. Vabbè, insomma, se è contento così di illudersi e di illudere i suoi elettori, che vada avanti. Augusto Minzolini, dice Matteo Renzi ovviamente, copia male Berlusconi, ora riprendiamoci gli elettori. Poi l'ultimo appello per non morire renziani, se non si placano i conflitti interni e non si rilancia l'immagine del partito, una parte dell'elettorato moderno volterà le spalle a Forza Italia. Il Cavaliere non può farcela da solo, o qualcuno si sveglia e lo aiuta, o sarà la fine di una storia politica ventennale. È l'articolo di Maurizio Belpietro. E poi l'incubo di Forza Italia, diventare il terzo partito, e vediamo un po' questi sondaggi dei nostri amici, fra virgolette, che titolavano Lega ladrona, cosa dicono della Lega. Il resto non mi interessa in questo momento. La Lega Nord era alle politiche, aveva il 4,1%, adesso secondo questo giornale cosiddetto Amico, ma che tanto amico non è, ci dà il 5,3%, ma noi interessano pochi sondaggi, ma interessa la vera lotta, lo stare in mezzo ai cittadini e il far comprendere ai cittadini le nostre idee per ottenere voti e andare avanti nella lotta e ribaltare democraticamente questo sistema. Ieri ho mangiato un cannoncino, spero che non sia reato, perché adesso tutto sta diventando reato, basta che uno dice subito, fermati. E poi ancora il nuovo centrodestra, il cosiddetto nuovo centrodestra con i vecchi signori. Alfano non pensi di liquidare l'UDC, il vice segretario centrista Libè avverte, altro nome che di tanto in tanto arriva qualcuno, no? Sono dei maghi della politica, dell'impegno sociale e di quant'altro, questo Libè mai visto né sentito. Noi abbiamo una storia, ci vuole rispetto reciproco. Sì, in effetti la DC ha una storia, la storia della rovina dell'Italia. Il Renzi piglia tutto, vuole i voti del Cavaliere, l'obiettivo del Premier è il partito unico, che inglobi anche gli elettori berlusconiani. All'opposizione rimarrebbe solo Grillo. Questo è l'articolo di un certo Fausto Cariotti, che non si è accorto che c'è la Lega, quindi magari vai a farti qualche lezione di giornalismo, se vuoi passa da me, io dalle 5 in avanti ogni martedì tengo un corso, non è mai troppo tardi. Se vieni ti dico che magari c'è la Lega che fa l'opposizione, ma l'opposizione vera. Stop ai distacchi sindacali, la Madia, ministro.
litiga ancora con i ministri, e la polemica sulla spending review. Come non essere d'accordo questa volta con la Madia, perché molti sindacalisti, e do una cifra che mi è stata detta dall'interno dell'ATM: i rimborsi sindacali dell'ATM, l'azienda tranviaria di Milano, l'azienda dei trasporti pubblici, costa, quindi per noi sindacali costano all'azienda 1 milione all'anno. Avete sentito bene, 1 milione all'anno per i distacchi sindacali, per poi far sciopero quando? Di venerdì, fare il weekend lungo. Non disturbiamo troppo l'azienda, no? Facciamo i soldi di venerdì che non servono a niente a nessuno, si scaricano un po' di ore, l'azienda è contenta, i sindacalisti pure che sono staccati a tempo pieno, e noi facciamo contento il nostro regista che chiama la pubblicità. Caldo, freddo. E in caso E torniamo in onda con la lettura di Libero, dei titoli di Libero. Il governo vuole arrestare gli imprenditori, il vice ministro dell'economia Morando: faremo il salario minimo e chi non lo rispetta andrà in galera. Mi ricorda un famoso comico, in galera vi mando. Si potrebbe fare alla svelta una legge sul salario minimo, dice Morando, che prevede il carcere per i datori di lavoro che non la rispettano. Io direi il carcere e qualche frustata. Dai, Morando, dai. Non essere timido. Qualche frustata e qualche fucilazione a chi si lamenta quando è frustato. E poi contestati, invece qua la compagna, no? La compagna Nannini, non lo si dice sui giornali di sinistra, forse lo vedremo, no? La compagna Nannini, che si definisce lei del PD, contestati 3,5 milioni di evasione fiscale, già dimenticato il caso Dolce e Gabbana, la Nannini ha evaso, la Guardia di Finanza sequestra la villa, vedremo come andrà a finire, ma con gli appoggi che ha la Nannini, che peraltro come cantante mi piace molto, devo dire, quindi con gli appoggi che ha sicuramente o probabilmente sarà tutto nel dimenticatoio, se la caverà con una multina, no? Come è successo a tanti grandi, ma ai piccoli imprenditori la cartella dell'Equitalia e dell'Esatri arriva in casa
ogni 3 giorni arrivano queste cartelle fino a spingere qualcuno a disperazione al suicidio, purtroppo. Ecco, poi indaga la Corte dei Conti, accusa l'INPDAP, non paga i contributi ai consulenti, ma questo non frega niente a nessuno. La paura dei tedeschi, bloccano i 1.000 miliardi del BCE. Draghi è convinto della necessità di immettere liquidità sul mercato, ma questa operazione aumenterebbe i movimenti anti-euro in Germania. E poi l'asse anti-Merkel, Hollande, il presidente francese, è messo così male che spera di allearsi con Renzi. Siamo a posto. Siamo a posto. Forza Italia e NCD stanno con chi non vuole Eurobond di Jean-Claude Juncker. L'intervista a Jean-Claude Juncker. Un barbapapà spacciato per Padre Eterno. Scalfari ha influenzato per anni la vita politica e soprattutto la sinistra, ma oggi Renzi e Grillo non sanno neanche chi sia il bestiario di Giampaolo Pansa. E poi ancora l'Espresso fabbrica dossier, polemiche sulle candidature grillini in Sicilia. L'accusa di Grillo, il fango contro Casaleggio, è preparato dai giornali di Benedetti. Il conto della secessione, a pagina 10, debito italiano nei guai se il Veneto si stacca. Per questo che poi magari, io però mi sbaglio, no? Questi 24 sono stati incarcerati per dare un segnale forte, poi sentiremo Matteo Salvini su questo, per dare un segnale a chi ha simpatie per i veneti e chi fa questa lotta di liberazione veneta, perché dietro ci sono i soldi. Ma a lungo termine, dice Ludovico Pizzati, l'indipendenza porterebbe vantaggi anche al sud, che senza assistenzialismo potrebbe finalmente crescere. Comunque la notizia è che finalmente ci si accorge che se il Veneto si stacca dall'Italia, il debito italiano è nei guai, cioè nel senso che non se ne esce più. Bene, andiamo avanti con delle cose, diciamo, di sostanza, vediamo cosa ci dice il Libero. Insomma, 2 preti italiani in mano ai terroristi islamici, notizia che abbiamo dato. E poi c'è questa vita scandalosa di Don Giovanni, alcol, auto e sesso con minori. Arrestato per pedofilia il parroco di Casalborsetti, Ravenna. Un mese fa ubriaco finì fuori strada alla guida di un SUV da 35.000 euro. Era magari, non so se esistono i SUV, sì, della Mercedes non esistono i SUV, sì, perché quando uno dice a ognuno la sua giusta Mercedes, lui ha pensato che era la Mercedes. Poi un approfondimento, vabbè, storico. Hitler, tradito la sua compagna Eva Braun, aveva sangue ebreo. E vabbè, si vede che era più intelligente di Hitler. Ma con questa battuta lasciamo Libero e andiamo a un giornale di sinistra, La Repubblica. Io ricordo che quando facciamo la rassegna stampa della domenica non c'è tempo di prepararsi, quindi leggiamo per la prima volta le notizie, quindi non so aprendo il giornale che cosa ci riserveranno. Quindi mi scuso un po' anche per la dizione, che ovviamente per vari motivi non è perfetto, neanche magari per la lettura, perché leggo per la prima volta. Il decreto economico finanziario, ecco il piano Berlusconi-Renzi, scontro sulle riforme, caccia ai nuovi fondi, tagli alla sanità. Ci mancherebbe, ogni governo fa la riforma sanitaria, la riforma scolastica, la riforma delle pensioni, ovviamente con tagli, no? Allora non capisco, c'è continuità fra Monti, Letta e Renzi, sostenuti tutti e tre, non eletti e sostenuti dalla stessa maggioranza, e uno fa una cosa diversa dall'altro. Almeno ci fosse continuità in qualcosa, che si capisse qualcosa, invece no. Va bene, altri tagli alla sanità, grazie Renzi, no, grazie, però hai detto 100 volte che dai 80, tu dai, non dei tuoi soldi, tasca tua, 80 euro al mese in più ai lavoratori. Totti
invece con Matteo Renzi ovviamente, è un abbraccio mortale, caos in Forza Italia, e poi c'è la mappa dell'Italia che evade, che vedremo più avanti, molto interessante, perché non lo dice la Padania ma lo dice la Repubblica. Forza Italia nel caos e Berlusconi stoppa Renzi, riforme dopo le europee. Il Presidente del Consiglio è sicuro che il patto reggerà, ma se salta il Senato salta anche l'Italicum e si vota. È difficile che si voti con questa legge, caro Berlusconi, visto che è stata ritenuta incostituzionale, per cui qualcosa comunque deve essere fatto, non è possibile. La riforma del Senato è assolutamente inaccettabile, dice Berlusconi, è indigeribile, allora tanto vale chiuderlo. E su questo discutiamo. Il PD non intende entrare nelle beghe interne di Forza Italia. Poi c'è una frasaccia in latino che non ci interessa. Ecco, vediamo un po' questo fuori onda, tanto perché per stuzzicare la curiosità dei nostri ascoltatori. Insomma, c'è la Gelmini che dice: come sta il cavaliere? E Totti fa ampi cenni con il capo per far capire che va tutto bene, e la Gelmini dice: meglio così, è parcheggiato. Totti: gli fa male dietro il ginocchio, non cammina. Ah sì, dice la Gelmini, è con le stampelle, ma siccome ha tanta forza, dice Totti, Gelmini, non si tira su. Ma questo non lo capite però. Il resto no, sta uguale. Non sa cosa fare con Renzi, non si tira su, adesso non sta uguale, non capisco mai cosa voglia dire comunque. Lo so, dice, non sa cosa fare con Renzi, lo so. Poi Totti dice, perché ha capito che sto abbraccio mortale ci sta distruggendo, ma non sa come sganciarsi. Poi ha angosciato per il 10 aprile ci sarà la sentenza definitiva, l'affidamento ai servizi sociali. E certo, dice a Gelmini. Una della stampa di Torino, risponde Totti, mi ha detto che non gli danno lo dico, c'è scritto, che non gli danno un cazzo, neanche gli assistenti sociali, gli dicono vada a casa, stia lì e non rompa i coglioni. E la Gelmini risponde, è un consiglio perfetto. Ecco, al bar direbbero due imbecilli in libertà. Io non lo dico, lo direbbero al bar, sia ben chiaro. Io mai mi sognerei di pensare una cosa simile. Ecco, il palazzo dei fuori onda, quando un video rubato rivela i segreti dei potenti. E ancora, l'intervista di Daniela Santanchè, questa ci mancava. Renzi ci sta rimbecillendo, è ora di arginarlo, serve un partito forte che impedisca al Premier di fare il cavolo che vuole. Non siamo i suoi servi sciocchi, ma i suoi servi sì. Perché voterete l'Italicum di Renzi, cara Santanchè, con l'accento sulla E. Poi vediamo Zingales, Premier fortunato, le scelte BCE aiutano l'Italia. E poi ecco, le 8 Italie dell'evasione fiscale, che c'è una mappa, e dove si vede, qua si vede meno bene, comunque, che tutta l'Italia del Nord ha un modello, secondo Repubblica ovviamente, un modesto bacino di contribuente medio, tenore di vita media, ma qua no, aspetta, no, ecco qua, tutto il Nord. Stanno tutti bene, alto tenore di vita, bassa pericolosità sociale e fiscale, medie strutture produttive e di comunicazione. Poi al sud c'è tutto purtroppo, dico molto purtroppo, c'è rischio, abitudini, modesta struttura produttiva, medio-alta pericolosità sociale, medio tenore di vita e pericolosità fiscale. Poi c'è il rischio totale al sud-sud, massimo rischio sia sociale che fiscale, minimo tenore di vita. Insomma, vabbè, io vi risparmio questa roba qua, no? Se volete ve la andate a prendere, mi pare che anche su Corriere ci sia una mappa simile, io me la son persa prima. Dico questo perché dico non ci interessa, perché non bisogna colpevolizzare il popolo del sud, bisogna colpevolizzare i politici del sud e quelli che li fanno stare in quelle condizioni da un lato e quelli che permettono a certi tutta questa evasione che
la Repubblica, non la Padania, dice che c'è nel sud. Sia ben chiaro, la Repubblica si prende le sue responsabilità e le sue denunce, se non è così, perché appena noi della Lega diciamo qualcosa, abbiamo i carabinieri sull'uscio di casa. E poi c'è la Villa Nannini, che è stata sequestrata, ma nei miei dati nord e sud sono uguali. Questa è un'intervista a un ricercatore con questa foto di Nannini come emblema oggi dell'evasione fiscale. Oggi, domani quelli del PD diranno ma no, ma c'è stato un errore, ci mancherebbe a Nannini. Ecco, io intanto inizio a dare il numero per chi ci vuol chiamarlo: 02 66 20 35 29, ripeto 02 66 20 35 29. Appena finita la lettura di un paio di giornali apriremo le linee, telefonateci insomma subito per commentare queste notizie, le tante notizie della settimana e della giornata. Non mandate gli sms o comunque fate quel che volete, qualcun altro le leggerà, io non li leggo per problemi alla vista e poi perché poi si perde tempo, insomma. Preferisco personalmente che la gente, che il popolo si esprima chiamandoci, insomma. Vediamo cosa ci regala ancora Repubblica. La mensa anti-Islam di Marine Le Pen. A pochi giorni dal successo elettorale, il capo del Front National ordina ai suoi sindaci carne di maiale nelle scuole, una proposta che indigna anche gli ebrei, e i comunisti insorgono. Questa è una vera e propria discriminazione. Poi una cosa storica, pseudostorica: Eva Braun era ebrea, lo rivela il suo DNA. Vabbè. Insomma, non è una notizia di attualità, ma vedo che un po' tutti i giornali danno questa notizia. Io sono più legato a temi più attuali e non datati. Lasciamo la Repubblica, andiamo su Il Giornale. L'Italia che bara, la grande bruttezza, tra pochi giorni la sentenza sui domiciliari a Berlusconi, è il quinto golpe per farlo fuori. Allora, venendo in macchina, io stavo pensando a questi 24 idealisti, li definisco così, che sono in carcere per avere un'idea ritenuta pericolosa e una ruspa strumento di lavoro. Magari qualcuno non sa che cos'è il lavoro, magari pensava sicuramente qualcuno pensava che fosse un pericoloso carro armato. In effetti mi hanno detto che hanno fatto un altro ordine, il governo, di aerei F-35 per poter arginare il carro armato. Ecco, dicevo, ma i radicali, che sono tanto per il carcere e i diritti civili, non si sono alzati indignati per l'arresto dei 24 queste 24 persone? Come mai tacciono? Maledetti, perché tacete? Parlate se avete il coraggio. Quando si arresta prostituti, spacciatori, drogati, il peggio del peggio, vi indignate. Arrestano 24 persone per un reato di opinione, zitti. A Radio Radicale non è possibile telefonare, è impossibile telefonare, se non lo direi. Anzi, invito qualcuno che ha la possibilità di telefonare a Radio Radicale e dirlo a questi signori qui. State tacendo su il più grande cosiddetto reato di opinione, e poi difendete il peggio del peggio che c'è in Italia. Volete aprire le carceri per i delinquenti. Questi non hanno fatto niente, sono in galera. E torniamo, scusate lo sfogo, ma veramente quando penso a questa cosa qua mi indigno veramente. Il leader di Forza Italia, del Senato sì, ma alle nostre condizioni. Poi il medico e il cavaliere rivela i suoi segreti, vabbè, insomma, questa è una cosiddetta una marchetta che si fa, che il giornale fa a questo signore. E poi c'è una notizia, questa la devo leggere: Balotelli in affari, produrrà creme per schiarire i neri,
Mario Balotelli, c'è la foto di Mario Balotelli, io non so che idea balsana ha in testa questo Balotelli, vabbè, che si occupi di segnare gol magari e fare il suo mestiere. Atto giudiziario, ecco, la giustizia è soltanto quella che la giustizia è quella che si fa a danno di Berlusconi, a danno di 24 persone per reato di opinione, no, non c'è una riga. L'unica prova è l'accanimento, tutti i buchi neri della sentenza, gli errori della condanna di Berlusconi, dal reato fiscale che non c'è in Mediaset, eppure il leader di Forza Italia rischia l'arresto, potrebbe essergli negato l'affidamento ai servizi sociali. Insomma, ecco i 5 colpi di Stato che hanno disarcionato il Cavaliere, l'operazione Fini del 2010, una bufala sullo spread per portare Monti al governo, poi la decadenza, Alfano e ora Alfano è un altro problema che è uno dei colpi, e ora la pena da scontare. Su tutto aleggia l'ombra del Colle, e poi ci sono i numeri e le cifre, eccetera, eccetera. Il medico di fiducia Zangrillo, vi racconto il Cavaliere segreto. E c'è Zangrillo è il direttore dell'unità operativa anestesia e rianimazione all'ospedale San Raffaele di Milano. L'anestesista, intervistato da Porro a Virus, racconta i suoi rapporti personali con Berlusconi, un uomo rispettoso dei diritti degli altri ed estremamente generoso. Non abbiamo dubbi, Rubacuore ne sa qualcosa. Il Cavaliere di buon umore, ma dovrà stare a riposo per qualche giorno, abbiamo detto prima, per il problema alle ginocchia, sta girando con le stampelle. O comunque facciamo tanti auguri, faccio personalmente tanti auguri di pronta guarigione al Cavaliere, come a tutti avversari e alleati o presunti alleati, insomma. Renzi si sente sicure, le beghe interne a Forza Italia non minano le riforme. Il Premier affida a Guerini il commento alle critiche di Berlusconi sul nuovo assetto di Palazzo Madama. Sereni sull'iter della legge. Ma io l'ho già sentito, stai sereno, lo diceva a Letta. Enrico stai sereno, e poi gli ha, come si dice in inglese, fottuto il posto di Presidente del Consiglio. Comunque se dobbiamo stare sereni vuol dire che, non so, minimo ci ruberà qualche soldo, non so, dicono, io non ci credo, però, che ma dai, che male lingue, guarda. È la presenza della signora Diletta che mi fa diventare così, non lo so io. Bravo, va bene così. Berlusconi gela il Premier, nuovo Senato inaccettabile. Il leader di Forza Italia, se cambi il testo dell'accordo con Renzi, meglio abolirlo. E il suo partito, siamo al 21,6%, il miracolo, visto che il leader PD è sempre in TV. Carlo Berlusconi, magari per aumentare i voti, io ho un consiglio che ti do, che le do, Cavaliere, non è più neanche Cavaliere, vabbè, che ti do, dai Silvio, fai così, se tu bocci il tuo partito boccia la riforma al Senato, così come il 5 Stelle e la Lega, come fanno a farla? Se vuoi riacquistare un minimo di dignità politica e aumentare i voti, magari devi avere più coraggio, non pensare ai tuoi affari, pensa al paese, Pienone azzurro a Milano, Gelmini, smentiti gufi. E poi c'è Maurizio Gaspari che dice basta aggressioni, senza Berlusconi, viste le rotture nel PD non ci sono riforme. Praticamente c'è da una parte Renzi che non teme le rotture che ci sono, dice lui, all'interno di Forza Italia, no? E siamo sereni, da una parte. Dall'altra dice, ci sono, Gaspari, Forza Italia, ci sono le rotture all'interno del PD, se ci sono queste rotture sono a rischio le riforme. Praticamente uno guarda le rotture dell'altro, a noi della Lega ci avete rotto tutti e due, almeno per quanto riguarda Andrea Ancona, uno dei 20.000 militanti della Lega Nord. Questo è il mio parere personale, che non impegna né il movimento e tanto meno chi ci ascolta o altri, insomma. Questo è il mio parere personale. Renato Brunetta di Forza Italia, vogliamo le riforme,
ma non ci faremo ricattare da uno sbruffone provinciale. Credo che lo sbruffone provinciale sia Matteo Renzi. Allora dillo, Brunetta, dillo, abbi pazienza anche tu, hai l'immunità parlamentare, non ti fanno niente, dai, coraggio. Maria Elena Boschi del PD, puntiamo il 25 maggio per il primo passo della riforma costituzionale. E poi la trovata del governo per aiutare i lavoratori. Questa è una bella trovata. Sapete qual è la trovata del governo? Imprenditori in carcere. Imprenditori in carcere. Il vice ministro Morando lancia il salario minimo, manette a chi non lo rispetta, ma è un modo per tranquillizzare la CGIL e i lavoratori e l'imprenditore in mezzo a questa tenaglia. Governo da una parte e sindacati che non stanno poi da parte dei lavoratori dall'altra. E anche Grillo scopre la guerra del fango del clan di Repubblica. Il leader del Movimento 5 Stelle denuncia De Benedetti come mandante dell'operazione, pronti i dossier, la replica di De Benedetti di Repubblica. Si irrita solo chi nasconde qualcosa. E poi c'è anche pronta la scheda per destinare il 2 per 1000 ai partiti. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate mancano NCD e Grillini, praticamente una cosa che io non condivido. Cioè praticamente, non so, nel 730, nella dichiarazione, uno praticamente vota. Cioè, perché se uno indica a che partiti vanno i soldi, vota. Ma che porcheria è questa? Ma che porcheria è? Cioè, Andrea Ancona vota Lega, lo sanno tutti, va bene? Ok, ma il signor Rossi, che non vuole sapere, perché il voto fino a prova contraria dovrebbe essere segreto, per chi lo vuole tenere segreto, è un diritto, invece con cognome e nome, no? E barrare il segno a chi si va a destinare il 2 per 1000, in realtà è un voto che poi chi vota viene schedato. Ma è incredibile, qua siamo oltre, abbiamo superato il fascismo, ma neanche al tempo del fascismo c'erano queste cose qua. Vabbè, che tristezza. Scopelliti si vendica di Alfano, io ho scaricato dopo la condanna, il governatore calabrese nel CD attacca il ministro dell'interno, ho preso 6 anni per truffa e lui si è girato dall'altra parte. Pensavo che si girasse e mandasse in galera con te, non ho capito. Scopelliti che adesso sembra si candidi alle europee, lo candida alle europee, cioè un condannato, perché con le europee, se dovesse diventare parlamentare europeo, poi non ho capito se uno con una condanna passata in giudicato, io sapevo che perdeva come dire, la facoltà di essere elettore attivo e passivo. Si vede che cambia le leggi, avvisatemi se cambiate le leggi, per la miseria. La Lega in piazza Verona, le idee non si arrestano, questa è una cosa più seria. Oggi manifestazione di protesta contro il PM dopo l'arresto dei presunti terroristi veneti, l'ira della base, queste persone dovrebbero essere giudicate senza le manette ai polsi. La provocazione, come mai lo Stato non è così solerte per combattere la mafia, è l'articolo, il caso di Gabriele Villa, e poi tutti in prima fila, i soprusi compattano il carroccio, presenti Tosi, Maroni, Salvini e Zaia, e poi la curiosità, il passato del figlioccio di Santoro, che è Travaglio, quando Travaglio era secessionista, l'ex direttore della Padania racconta gli esordi del cronista, prima del Foglio Lumbar c'era il Nord, dove fece il vice direttore, dove fece il vice del Fatto, mosse i primi passi. È un po' scritta male, come fra, non si capisce bene. Travaglio di Bile, la prosa di Marco Travaglio ultimamente perde appeal e scade nel triviale. Vabbè, insomma, questo di Travaglio ci interessa relativamente, ci interessa che prima era un po' secessionista, magari adesso invece è contro, perché è politicamente corretto essere contro. La furbata di Merkel a fare col regime cinese e mostre dei dissidenti. Notizie, vabbè, sempre riprete sul SUV,
quanti cantanti che stonano al Festival del Fisco, l'ultima nei guai è Gianna Nannini, sequestrata villa e scuderia. Il PM così si è comprata casa a Londra, poi fra i presunti, io dico presunti perché io non lo so francamente, evasori ci sono Marcella Bella, poi c'è anche Tiziano Ferro, Renato Zero e Umberto Tozzi. E questo per quanto riguarda il giornale. Velocemente vediamo i titoli del giorno. Renzi via a Sforbice Italia, intervista al Premier, Italia delle province, l'antipasto, cancella tutti gli enti inutili, non tocchiamo la sanità. Questo è il Premier che dice. La rivoluzione del Senato, i paletti restano. Poi Berlusconi Silvio che alza i toni, indigeribili queste riforme. L'ambiente, andiamo oltre l'emergenza. La Lega in piazza e i secessionisti dicono mai visto le armi. Vediamo a pagina 10 prima di andare in pubblicità. Anzi, allora facciamo così, caro regista, noi andiamo in pubblicità, apriamo le linee, ripeto il numero per chiamarci: 02 66 20 35 29, ripeto 02 66 20 35 29, pubblicità, chiamate, linee aperte e la parola a voi. Ed eccoci tornati in diretta. Prima di aprire le linee, comunque preparatevi, abbiamo il segretario federale della Lega Nord, Matteo Salvini, in linea. Ciao Matteo. Andrea, buona domenica a tutti. Allora, 3 temi fondamentali, importanti, anzi importantissimi, oggi in questa settimana: l'arresto dei 24 i cosiddetti secessionisti, poi ci sono le firme per promuovere i referendum e poi il no Eurotour. Iniziamo con
a ruota libera inizia pure con i carcerati, che è la manifestazione di oggi a Verona. C'è un bellissimo sole, c'è una bellissima giornata, per fortuna, e innanzitutto saluto tantissimi militanti che anche ieri e oggi stanno presidiando centinaia di gazebo per raccogliere le firme sui 5 referendum di cui facevi cenno. Saluto in particolare i militanti che sono in questo momento a San Giorgio Canavese, provincia di Torino, a pochi metri dall'abitazione della signora Fornero, davanti alla chiesa. Saranno lì fino alla 1 per raccogliere le firme per abolire appunto la maledetta legge Fornero, e quindi chissà che non firmi anche qualche parente della signora piangente. Oggi alle 18 però c'è in ballo qualcosa di più che non la politica, la libertà di manifestare il pensiero, l'idea, la libertà di parola, la libertà di opinione, la libertà di voler essere indipendentisti, autonomisti, federalisti, senza finire in galera. E quindi alle 18 in Piazza dei Signori a Verona, che è una bellissima piazza, e con questa giornata magari può anche essere l'occasione per qualcuno di fare 2 passi per quella che è una città stupenda, dove peraltro oggi si inaugura il Vinitaly. Quindi ci sono tante coincidenze fortunate che devono portare queste 24 persone che sono in galera a essere liberate, punto. Uno Stato non può mettere preventivamente in galera qualcuno che non ha fatto male a nessuno in attesa di processarlo per terrorismo. Quindi spero che ci sia tanta gente col sorriso, seppur incazzata, con tante bandiere, con tanti colori e voglia di libertà. Ecco, qualcuno dice che questi 24 arresti sono figli da una parte del volere di indipendenza del Veneto, espresso dai veneti, da una parte, e poi anche della paura, che io dico fottuta, della Lega Nord, del popolo, non soltanto della Padania e del Nord, ma di tutta Italia, che con questi referendum si ribalti in qualche modo il paese. Sì, che sia figlia della paura è evidente. Uno Stato serio, uno Stato che ha dei progetti, uno Stato che ha delle speranze, che ha delle fondamenta serie, non arresta 24 persone dopo 2 anni di indagine perché hanno trovato una ruspa trasformata in mezzo a carro armato che non funziona in una cantina o in un casolare della provincia padovana. Quindi uno Stato serio questi 2 anni di indagini, carabinieri, reparti speciali, le intercettazioni le usa per arrestare i mafiosi o per difendere i confini nazionali. Io ricordo che ci sono non 1 ma 2 articoli della Costituzione che parlano di difesa dei confini nazionali e di difesa della patria. Quindi qua qualcuno viene contestato il reato di terrorismo contro una patria che poi peraltro è lo Stato stesso a permettere di invadere. Quindi hanno paura, e se hanno paura è un buon segno. Sì, sicuramente. Io come battuta dicevo di acquistare altri F-35 aerei per poter finalmente sgominare questa banda e questa ruspa, per distruggere definitivamente la ruspa, così almeno siamo a posto, insomma. Ecco, e invece tornando seriamente, ci sono molte persone di sinistra che si avvicinano ai banchetti e firmano per il referendum. Come interpreti questo segnale? È un segnale di buon senso, di apertura mentale. Quanti fra coloro che sono all'ascolto adesso, a prescindere dal voto o non voto per la Lega, sono stati fregati dalla legge Fornero? Quanti pensionati, quanti esodati, quante donne che dovranno lavorare 2, 3, 4, 5 anni in più? Quanti giovani che non riescono a entrare nel mondo del lavoro perché se lo Stato ti obbliga a stare lì fino a quando compi 70 anni, è chiaro che quel posto è occupato. E quindi un referendum di buon senso come quello per la legalizzazione e tassazione della prostituzione è un passo di civiltà e di onestà intellettuale che ci viene dall'Austria, dalla Svizzera, dalla Germania, dall'Olanda. Si può scegliere se essere ipocriti e far finta di niente o se affrontare i problemi. E quindi c'è tantissima gente a nord e anche a sud, dove hanno finito i moduli già in una ventina di comuni, che sta venendo a firmare. 500.000 firme sono tantissime. È un obiettivo difficile ma non impossibile. Se ciascuno degli ascoltatori sintonizzati in questo momento fa opera di diffusione, visto che giornali e telegiornali un po' ne hanno parlato ma cercheranno di non parlarne più, i moduli sono in tutti i comuni, quindi se da lunedì 2, 3, 4, 5, 10 persone in ogni comune, a Torino, a Biella, a Vicenza, a Bologna, a Brescia, a Genova, a La Spezia, a Cagliari, nei consigli di zona di Milano, se ogni cittadino porterà 5, 6, 10 amici nel prossimo mese a firmare,
forse riusciamo a ribaltare 3 milioni di firme sulle scrivanie di Renzi. Sì, che però oltretutto ricordo che 500.000 firme è quel che ci vuole, ma bisogna procurarne 600, perché immagino che si divertiranno a cercare di annullarci più firme possibile. Quindi l'obiettivo, dobbiamo alzare l'asticella, secondo me. Comunque abbiamo telefonato in linea, Matteo, se vuoi ne prendiamo, così la trasmissione ovviamente è per gli ascoltatori e per il popolo che ci vuole telefonare. Io lascerei parlare loro e te per le risposte. Pronto? 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 Buongiorno, sono Anna da Verona. Ci vediamo oggi pomeriggio intanto. Poi volevo dire una cosa. E visto che adesso hanno svuotato le carceri, dovranno bene riempirle con qualcun altro. Va Grazie. Bene, grazie. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Pronto? Sì, prego. Allora, chiamo dalla provincia di Monza. Volevo dire, prima il segretario Salvini diceva della legge Fornero che costringeva i dipendenti dei lavoratori del settore privato a lavorare almeno con 42 anni di contributi, oppure di prendere la pensione a 67 anni. Questa settimana un esponente del governo, di cui non mi ricordo il nome, mi pare che si chiami Sarda, ha detto che bisogna mandare in prepensionamento parecchi dipendenti del settore pubblico perché hanno i capelli grigi, così possono assumere nuovi statali più giovani. Lei cosa ne pensa? Salve, arrivederci. Io penso che ci siano in giro troppi idioti che hanno responsabilità che non sono in grado di mantenere, perché appunto il contrasto è evidente all'ascoltatore. Prima mi tieni sul lavoro fino a 67-68 anni e poi arriva una signora, la signora Madia, ricordate l'amica di Veltroni, questa ministra perché era amica di Veltroni e adesso di Renzi, che dice ma sì, mandiamo in pensione un po' di dipendenti pubblici anziani, così almeno assumiamo i giovani. Quindi ci sono lavoratori truffati 2 volte. Le hanno detto dallo stesso governo, guarda ministra, che non si può perché non ci sono neanche i soldi, però sai, al giorno d'oggi per fare il ministro basta aprire la bocca e darle fiato. Detto questo, 500.000 firme sulla scrivania anche di questa simpatica signorina penso farebbero una buona impressione. Se noi da soli come Lega riusciamo a portare 60 milioni di italiani a votare per cancellare la legge Fornero, sarà un grande risultato. Ecco, un altro paio di telefonate e risposte, poi ti lasciamo ovviamente i tuoi impegni, che sono in questi momenti tanti. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, io sono telefono da Torino, Massimiliano. Volevo dire, stamattina sulla Rai 1, il giornale radio, ha detto che hanno fatto un accordo con gli extracomunitari che possono essere assunti dal comune, diciamo, impiegati pubblici, autisti, e allora assumono autisti con la casa. Non so se io ho sentito stamattina, ma dobbiamo avere quella gente lì, autisti. Torino e Milano sono i primi 2 posti, a Torino e a Milano. Grazie. Un'altra telefonata e poi le risposte di Matteo. Pronto, buongiorno. Sono Daniela, posso parlare? Prego signora, in diretta. Sì, allora senta, volevo dire una cosa a Salvini. Io oggi verrò a Verona. Ho firmato il referendum, sono una vostra sostenitrice. Volevo dirvi, venerdì, io seguo sempre Tele Lombardia, dove ci siete voi, c'era Salvini, io ho telefonato, hanno preso nota del mio numero di telefono e non mi hanno chiamato. Io volevo solo chiedere, siccome mai nessun magistrato ha convalidato l'arresto per clandestinità agli stranieri, mai sono andati in carcere, perché non fanno venire in televisione un ispettore, un funzionario dell'immigrazione che lo spiega? Perché il marito della mia amica lavora e mai nessuno è stato in carcere per il reato di clandestinità, perciò la sinistra la finisca. Mai nessuno. Grazie, buongiorno. Prego, Grazie, ma i concorsi pubblici aperti anche agli stranieri, sì, è uno dei 5 referendum, proprio, quello che dice i concorsi pubblici siano riservati ai cittadini italiani, punto. E quindi l'amico di Torino, se vuole, può e deve andare a firmare.
Secondo, Tele Lombardia però sono onesti e corretti e spesso prendono tanti numeri di telefono, poi non ce la fanno a richiamare tutti, però mandano in onda tantissime voci libere. Siamo sempre lì, qualcuno vuole mettere sullo stesso piano i cittadini italiani, i cittadini padani e gli immigrati, cosa che non è, quindi dobbiamo arrivare a 500.000 firme anche su questi referendum e ci riprendiamo la priorità anche per i posti di lavoro. Grazie Matteo, hai ancora qualche minuto da dedicarci? Scusa la voce. Purtroppo no, perché gli incontri in Friuli, adesso a Brugnera, poi a Pordenone, poi a Porcia, poi a Sacile e nel pomeriggio in Veneto cominciano adesso, quindi saluto e abbraccio tutti gli ascoltatori che ci stanno dando una mano o che ci daranno una mano. Grazie Matteo, una buona giornata a te e Grazie. il slogan lotta dura senza paura fino alla liberazione. Grazie. E salutiamo Matteo Salvini, linee riaperte, regista, c'è qualcuno in linea? C'è una telefonata, prendiamo subito. Pronto? Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, ancora Pagani che parla, buona Padania. Voilà, ciao, non ti avevo riconosciuto, come stai? Anche te, insomma, potrei stare meglio. Sono Cunsà. Te senti che ti sei messo in gesa. Senti, io volevo dire, purtroppo Salvini è andato, volevo solo dirgli grazie per aver fatto risorgere la Lega, perché Salvini sta facendo più dell'impossibile. E voglio dire questo, io purtroppo non ce la faccio fisicamente a essere a Verona, ma tutte le persone che stanno bene, giovani, andate, è importantissimo. Purtroppo io sono uscito dall'ospedale da 10 giorni e non sono ancora in grado di stare in piedi più di un'ora di fila, ma mi raccomando a tutti. E poi una cosa volevo chiedere, io ho sentito ieri sera il signor Tosi che sta parlando contro la linea di Salvini del no euro. Il signor Tosi ci va a fare la campagna per le europee in meridione, contento lui, contenti tutti, ma il signor Tosi dovrebbe decidersi da che parte sta, perché non è possibile che venga preso solo lui sulle linee dei giornali comunisti per cercare di creare problemi all'interno della Lega con le sue dichiarazioni contro la linea di Salvini. Ti ringrazio, buona Padania a tutti. Grazie a te. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Ha ragione l'ascoltatore che mi ha preceduto, io sono Ornella da Monza, originaria di Verona. Tosi deve capire da che parte deve stare, perché non può fare il contrario di quello che dice il partito. Comunque, dico solo questo, al signore di Torino dico, ma la sua città da che io governo, questi cittadini torinesi cosa votano? Bologna cosa vota? Milano cosa ha votato? Perché scusa, basta con questa ipocrisia qua, le sinistre, le destre, ma la gente che vota di queste città qua, che Bologna, l'Emilia Romagna, la Toscana, ai 50 anni, che vota il partito che prende come baluardo l'immigrazione in Italia, facciamola finita. Invece sai cosa dovrebbero fare i padani? Almeno quelli che non hanno queste amministrazioni, quando arrivano questi poveri cristi, rimandarli nelle regioni rosse e spiegare che là danno casa, lavoro e soldi. Saluto. Va bene, grazie. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno a lei, sono Mariella Fantoni da Varese. Io desidero rivolgere un appello al Presidente della Repubblica e al Premier Renzi affinché intervengano a favore delle 24 persone venete in carcere. Non condivido, non giustifico il loro silenzio. Buongiorno. Buongiorno, grazie. Ovviamente ci associamo a quanto ha detto la signora Mariella di Varese. Ecco, per quanto riguarda Tosi, sapete, io non mi fido dei giornali in generale e in particolare dei giornali di sinistra. Un piccolo, come dire, dissenso, chiamiamolo così, poi io non ho letto perché evito di farmi venire il mal di fegato, non essere totalmente d'accordo, magari con, su una certa linea, loro amplificano perché hanno paura della Lega, quindi vogliono dividerci. Io sono convinto, ed è così, che se Tosi va in meridione a fare campagna elettorale non ci va a pro domo sua, perché lui non è candidato in meridione, ci va a nome del movimento, quindi quello che fa Tosi, quello che fa
che facciamo tutti noi, insomma, no? Io no, perché non sono nessuno rispetto a Tosi, evidentemente, ma ho concordato con il segretario federale e la segretaria federale, è quantomeno in linea con la linea del movimento, questo è evidente. Chi non è in linea non può parlare a nome del movimento, quindi io sono convinto che se è vero che Tosi andrà in Meridione a fare campagna elettorale, lo fa per nome e conto della Lega Nord, in sintonia col segretario federale. Io credo una cosa, e questo lo voglio dire: come leghisti siamo molto autolesionisti, purtroppo ci facciamo del male da solo. Quando le cose vanno bene ci trova a cercare il pelo nell'uovo. Invece dobbiamo concentrarci tutti quanti sulla la battaglia per il referendum, la battaglia per la liberazione del Nord, la battaglia per l'autonomia, la battaglia per le nostre idee. Questo è importante, focalizzarsi su questo e non su se Tosi, se Cota, insomma chiunque di noi, se Maroni ha fatto qualcosa che forse non piace alla Lega Nord. No, se Maroni è leghista, è fondatore della Lega, insomma magari è un po' leghista, quindi voglio dire, evitiamo di cadere in queste trappole abilmente tese dai nostri nemici, neanche avversari ma proprio nemici, e andiamo avanti per la nostra strada. Stiamo andando bene, non distraiamoci. Pronto? Pronto? Buongiorno. Andrea, buongiorno. Ciao. Vicino, chiamo da Milano. Ciao. Oggi pomeriggio naturalmente a Verona. Riferimento alla telefonata prima della signora che diceva Tosi di qui, Tosi di là, insomma, noi dobbiamo guardare ben altre cose. Io sono molto seccato non per il ragionamento di discorsi che fa Toso o altri, che quella è una cosa tutto, diciamo, che si può sempre rivedere. Ma quello che invece a me fa molto specie è la votazione alla Camera dei Deputati dell'abolizione. Di questa cosa che io ne parlo quotidianamente e anche 4, 5, 6, se posso, 100 volte al giorno, spiegare ai bromurati, che sono parecchi, che si sono imbesuiti dai media, e come per esempio quando hanno fatto un'intervista in Piazza Duomo, che c'è stato il banchetto per la raccolta delle firme del nostro referendum, che è importantissimo e validissimo, ma molti lo ignorano proprio per principio, così a prescindere, e hanno detto, un giornalista ha intervistato, ha detto, ha partecipato al banchetto, così, allora un ex parlamentare che sarebbe Sgarbi, e poi è un giornalista che era il signor del dottor Cruciani di Radio 24. Ma tu giornalista, se vuoi dire chi era presente, che è stato intervistato al banchetto, devi dire anche chi ha partecipato. Cruciani di Radio 24, il dottor Sgarbi che era ex parlamentare, ex sindaco, ma quello che vuoi, e come si dice, mi sfugge, è critico d'arte. Sì. Cioè questi signori qua usano sempre la stessa tecnica, e noi abbiamo il compito, militanti, gente comune della Lega, di far fronte anche col passaparola a spiegare ai bromurati e a quelli dipendenti dai media che ti confondono le idee, ti mangiano il cervello, e bisogna farlo con pazienza tutti i giorni, senza saltare un'ora. Dove ti trovi, giornalaio, non giornalaio, al supermercato, alla coda alle casse, e questo io lo faccio. Mi faccio anche le fotocopie dell'elenco, che poi faremo, dei deputati che hanno votato l'abolizione del reato di clandestinità. Io ho l'elenco dei senatori, e uno quando apre bocca prendo l'elenco e dico no, guarda, questo ha votato così, questo ha votato così. Io spero di essere stato chiaro, di non avervi annoiato. Oggi pomeriggio Padania sempre. No, grazie, sei stato chiaro, non c'è annoiato, è condivisibile e condiviso tutto quel che hai detto. Pronto? Pronto? Lei sono io? Sì, prego. Sì, buongiorno. Francesco da Novara. Senta, prego. Io ieri sentivo Radio Padania e c'era Morelli, mi pare, e diceva che una ministra, Puppato, qualcosa del genere, Puppato, sì, ha detto che non vuole sopprimere tutti quelli che hanno la tessera. Ah, sì. Io ce l'ho la tessera, questa qui non si può denunciare. Sì. Sopprime che cosa? Sì. Cioè, vuole sopprimere. Sì. Capisce? È grave sta cosa o no? Sì, gravissima. Così diceva Radio Padania, io mi sono sentito offeso. Cazzo, sopprimere i militanti della Lega. Ma che discorso è? Sì. Grazie. Niente, no, vorrei una risposta. Sì, allora, la risposta te la do subito. Ci sono ascoltatori in linea, regista?
1. Allora, prendiamo per non far aspettare l'ascoltatore troppo e poi do la risposta, perché questa riflessione merita una risposta. Pronto? 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 Buongiorno. Buongiorno. Mi dica. Senta, allora, io forse sono sempre non contro la Lega, ma dico la verità. Prima cosa, i 2 referendum, quello degli esodati, ecco, questi signori si sono licenziati e hanno preso una buona liquidazione di 40-50 mila euro, giusto? No, giusto no, andiamo avanti. Mi faccia finire. No, giusto no, lei mi chiede giusto, dico giusto no. Vado avanti. Voglio dire un'altra cosa, poi sì. Lei mi ribatte perché costa. La prostituzione non si può togliere, sa perché? Lei non ha mai preso i giornali che c'è scritto bella ragazza, pagine extracomunitaria. Lo sa quanto costa un annuncio così, questi giornali? 400 euro al mese per metterli. E in nero non lo dicono, regalano i giornali a 50 centesimi, questo glielo dico io perché sono sicura. Allora, come fate a debellire la prostituzione negli alloggi quando questi giornali prendono 400 euro al mese per fare queste inserzioni e non li lasciano perdere questi soldi, ce ne sono tanti. Allora togliete la prostituzione per le strade, sì, ma negli alloggi, ma in giro, che ci sono questi annunci, cosa togliete, scusate. Va bene, grazie, abbiamo capito, no, non per togliere la parola, ma tanto per dare delle risposte. Allora, le 2 risposte no e no. 1, no, non è vero, non sono d'accordo su quel che dice, perché io non ne ho certezza e non so cosa hanno preso di liquidazione di TFR questi signori esodati. So che per 2 o 3 anni non prenderanno, scusate, la pensione, per cui magari si mangia la liquidazione. Questo so, se devo dire a tutta, cara signora. Per quanto riguarda la prostituzione è un altro no, su tutta la linea, no, che non leggo gli annunci questa comunità massaggiatrice piuttosto che altre cose che non sono radiofonicamente dicibili, no, non li leggo, non perché sono puritano, perché non mi interessano. Non sono d'accordo con lei sulla prostituzione. La prostituzione va tolta dalle strade, va controllata, e se questa è fonte di reddito bisogna che paghino le tasse. Chiuso, questo è quanto io le dovevo. Poi se, per tornare agli esodati, che un'altra cosa seria, se tutti questi signori qua si sono lamentati e sono veramente nella palta per via di questa sciagurata legge Fornero, c'è un motivo. Non è che una sola persona contro 10.000 altre persone che vivono sulla loro pelle una riforma disgraziata potrà convincere me, Andrea Ancona, che lei ha ragione. Per quanto riguarda invece la signora Puppato, che non so se sia ministro, non credo, comunque del PD, è ministro? La Puppato? No, è la signora Diletta, mi la confondo, non è ministro, comunque è un esponente di spicco del PD. Ha detto questa cosa qua, che bisogna arrivare alla, sembra, tipo la soppressione fisica dei leghisti. Ecco, questo è una cosa grave. In effetti io su Facebook ho postato, ho detto questa mi sembra la soluzione finale nei confronti degli ebrei, uguale, perché nessun magistrato va a prendersi una Puppato a casa sua e la sbetta in galera. Per quel che ha detto è gravissimo. Avesse detto mezza cosa così un leghista sarebbe già in galera. Io ripeto, ci sono 24 indipendentisti in galera soltanto per reato di opinione, per aver manifestato le loro idee di autonomia nei confronti di un regime romano, che è quello che sappiamo tutti. Quindi la signora Puppato, no, a quel punto lì, se io dovessi fare le proporzioni fra la gravità delle sue affermazioni e quanto invece sono le idee dei 24 autonomisti, io penso che forse dovrebbero dargli il plotone di esecuzione. Io non sono per la pena di morte, è soltanto una battuta ovviamente, ma se rispetto le proporzioni queste sono. Ma comunque ascoltiamo altri ascoltatori
Pronto? Sì, buongiorno, mi Buongiorno. chiamo Emanuela, Buongiorno. parlo dalla provincia di Vicenza. Senta, io voglio esporre un problema che tocca purtroppo a tantissime donne sull'odiosa legge Fornero, perché io continuo a sentire giustamente il problema degli esodati oppure qualche altra categoria, ma nessuno, dico nessuno, si preoccupa della legge, cioè, che ha toccato anche le donne, della pensione di vecchiaia, che a un certo punto una signora doveva andare a 60 anni perché aveva 30-32 anni di contributi e dalla sera alla mattina si ritrova ad andare a 67 anni. È uno scandalo enorme, nessuno parla mai. Voglio parlare io mi auguro che Salvini o la Lega veramente faccia qualcosa non solo per gli esodati ma anche su questa cosa che io ritengo che è uno schifo. Grazie a tutti, buongiorno. Pronto? Andiamo in pubblicità, scusate questo momento di indecisione.
Eccoci qua in diretta, abbiamo in linea l'onorevole del Parlamento europeo Mario Borghezio. Ciao Mario. Ciao, buona Padania a tutti. Buona Padania anche a te. E anche allora, un Veneto indipendente, ovviamente. È ovvio. Allora, le domande per te riguardano soprattutto, a parte ci siamo visti ieri per il convegno sulla Madonna di Fatima in Consiglio di Zona 3, ma come bellissimo e comunque riuscitissimo, che ha trattato temi così, diciamo così, particolari, ma noi veniamo a, scusa la voce, ma già ieri ne avevo poca, torniamo ai temi più terreni, ecco, l'arresto dei 24 pericolosi terroristi, sovversivi, indipendentisti e secessionisti. Sei andato in carcere a visitare Bernardelli. Esatto, per prima cosa vi dirò che abbiamo partecipato insieme ieri al momento di preghiera che padre Gruner, il fondatore dell'Apostolato Mondiale della Madonna di Fatima, ha voluto rivolgere alla Madonna di Fatima perché protegga i 24 nostri perseguitati politici in carcere e le loro famiglie. È stato un momento commovente, come è stato commovente l'incontro che ho avuto l'altro ieri, prima al carcere di Lecco con l'onorevole Bernardelli, l'amico onorevole Bernardelli, e poi successivamente nel carcere di Treviso con l'onorevole e grande amico Franco Rocchetta, un poeta della politica, come l'ho definito parlando con alcuni giornali, per cui Libero, i pochi giornali che hanno voluto raccontare anche la versione vera, autentica di questa bufala incredibile, e soprattutto interpretare il nostro sdegno di patrioti padani del nord per la repressione del tutto illegittima contro queste persone colpevoli soltanto di sognare il Veneto indipendente e di parlare fra di loro, di discutere, magari anche di cazzeggiare, come sono consueto dire quando si parla magari davanti a un bel bicchiere di vino, perché noi siamo gente semplice, siamo gente di popolo e parliamo alle volte liberamente. Quando uno Stato chiuso, io sono l'ultima persona al mondo che possa avercela con i carabinieri. I carabinieri hanno fatto quello che eseguito queste indagini, queste intercettazioni, perché hanno avuto l'ordine dall'alto, non è certo la loro iniziativa, non sono evidentemente colpevoli di un'inchiesta che fa acqua da tutte le parti e che è stata voluta da certi poteri romani, perché si sono impauriti di questo anelito di libertà che è emerso ormai prepotentemente, anche se democraticamente e civilmente, però prepotentemente, nel senso con forza, con vigore, che viene dal sentire profondo di un popolo che si sente vilipeso, emarginato, danneggiato, impedito nel proprio sviluppo economico, sociale, ma anche nella propria identità culturale. Questo forse è quello che ha penalizzato che il popolo veneto, un popolo che a differenza di altri popoli come il mio piemontese ha mantenuto più forte la propria appartenenza anche linguistica, la propria tradizione, la propria identità. In Veneto il vigile, il gondoliere, il poliziotto e il carabiniere parlano veneto, e quindi questo stato oppressivo, questa presenza soffocante non solo a livello fiscale ma a livello burocratico, di controlli, no? Sapendo che nel resto del paese i mafiosi girano liberi, comandano, condizionano la politica, arrivano a Roma, infettano anche il nord con la loro presenza schifosa. Ecco, tutte queste cose il popolo veneto non le sopporta più, e a Roma devono averlo capito, qualcuno che conta deve averlo capito nei meandri di chi decide, di chi trama nell'antistato che qualche volta è lo Stato. Ecco, questo spiega tutto. Questo spiega tutto. Noi oggi saremo a Verona con le bandiere della libertà, noi oggi siamo tutti veneti, oggi a Verona siamo tutti veneti, tutti con i nostri patrioti in carcere, che ci ricordano poi i perseguitati che in tutto il mondo alzano la bandiera di libertà, e quando si alza la bandiera di libertà la Lega è con loro, senza se e senza ma. Ecco, volevo viva chiederti, Veneto libero, viva San Marco, tutti a Verona. Mi raccomando,
chi non si è ancora messo in marcia lo faccia, tutti a Verona. Ecco, volevo chiederti, tu che sei informato dei fatti, con la Lega la bandiera della libertà del Nord. Ecco, volevo chiederti, Mario, tu che sei al corrente dei fatti, ma così tanto per chiarirla con gli ascoltatori, perché non abbiamo soltanto gli ascoltatori leghisti o simpatizzanti, certo, abbiamo anche gli orecchioni, quelli che ci ascoltano per diffamarci poi e per denunciarci, ecco, però per tutti. Quali accuse sono state mosse a Roberto Bernardelli e quale a Rocchetta, e soprattutto Bernardelli, come disse qualcuno, è stato molto bello, altro che lotta armata, al massimo Bernardelli fa la lotta al colesterolo, voglio dire, accuse ridicole. È un po' generoso, io non escludo che se magari qualcuno, come l'abbiamo fatto tante volte noi con le associazioni padane quando era nella Lega, e io stesso siamo andati a chiedere un contributo, magari un ragazzo sarà andato a dirgli che doveva stampare un bollettino e può anche darsi che gli abbia dato un contributo, io non lo so, perché ovviamente durante il colloquio in carcere noi che siamo gente che rispetta le regole, e per primo Bernardelli, non abbiamo parlato della vicenda in senso stretto, ma ho visto un uomo coraggioso, un uomo determinato, anche se ovviamente molto preoccupato per la sua azienda. Bernardelli, per chi non lo sapesse, è un imprenditore molto affermato, paga oltre 50 stipendi ai suoi dipendenti ed è preoccupato per i suoi dipendenti, per la sua azienda, ma per i suoi dipendenti. Atteggiamento tipico del padano pulito, serio, onesto, un uomo libero, ma anche un uomo responsabile, equilibrato. È inimmaginabile pensarlo connivente con propositi men che mano illegali o men che mai di carattere terroristico. Una bufala di questo potere oppressivo di cui noi in Italia, e specialmente i veneti, non ne possiamo più. Veneto libero, Padania libera, oggi tutti con la bandiera di San Marco a Verona, tutti a Verona, oggi tutti a Verona. Va bene Mario, io ti ringrazio molto per la tua Padania disponibilità, libera, un grande abbraccio, ciao. Ecco, salutiamo Mario Borghezio, gran combattente, cuore di leone, abbiamo voluto chiamarlo per darci notizie fresche e vere, reali di quanto dei nostri 24 indipendentisti carcerati ingiustamente. E in particolare io conosco molto bene Roberto Bernardelli e io come terrorista non me lo ci vedo proprio, perché non lo è non lo è per niente, per cui insomma altro che bufala, qua è un'intimidazione vera e propria. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sì. Buongiorno. Parlando dei 24, però secondo me c'è sempre comunque una grossa discrepanza di fondo, cioè allora posso essere d'accordo con le loro idee, non posso essere d'accordo e non me lo potete far passare per un flopper, perché non è un flopper. Quell'accidente di arma che avevano a bordo, e santi non ce n'è, c'era, l'hanno addirittura sperimentata da fuori, ok, rispetto al mezzo. Non è un caso perché si schiuppa, perché un 10 non potete farlo passare per un flopper. Un 10, un calibro ad ogiva, okay, è usato anche nell'antiaerea, e un 10 ad ogiva canna rigata, premessa la stupidaggine che ha detto uno che lui va a caccia col 12 che è più grosso del 10 ed è una sciocchezza, allora il 16, il 22 sono più grossi del 12, che è una totale sciocchezza. Ma senta, a me parlare di armi non interessa, mi parli di altre cose ma non di armi, abbia pazienza, io non voglio bloccare, ma sulle armi il 10, il 12, il 22, il 24 non me ne frego una beata minchia, parliamo di altre cose serie. Ah, il fatto che ci fosse un'arma non è una cosa seria. No, io non mi intendo di armi, non voglio sentire parlare di armi, personalmente. Abbia pazienza, lei mi parli delle opinioni, tutto quanto, ma non delle armi. Lei cosa pensa che avrebbe tirato giù un F-25, un F-35, o come accidente si chiama? Ma lasci stare, parliamo di cose, degli arresti, parliamo. Allora vabbè, allora sono degli eroi, erano pacifici, erano dei gandiani, d'accordo, cosa vuole che dica, viva l'onestà intellettuale. Sì, va bene, arrivederci. Io conosco delle persone in questione, Bernardelli in particolare, ma Rocchetta e altri non li conosco, comunque sono tutt'altro che guerrafondai e terroristi. Abbia pazienza. E se lei confonde una ruspa con un carro armato, bene, minimo ha bisogno di una bella visita oculistica. Pronto? Pronto? Scusate lo sfogo, ma insomma.
Pronto? Buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Silvia e chiamo da Bologna. Prego Silvia. Buongiorno, senta, niente, innanzitutto volevo esprimere la mia amarezza perché vedo che la magistratura si occupa di cose, diciamo, che non mi sembrano così importanti, nel senso che con tutte le mafie varie italiane e straniere che abbiamo anche adesso, perché abbiamo la mafia cinese, quella dell'est, non vedo mai indagini, diciamo così, accurate in questo senso, non riesco a capire come mai, come dire, ci si occupa a volte di cose che dal mio punto di vista, insomma, non sono così rilevanti, ecco, voglio dire. A parte questo, volevo anche intervenire per un altro argomento. La signora di prima ha fatto lo sfogo, ha detto una cosa condivisibile in parte, nel senso che lei dice nelle regioni rosse diamo casa e tutto, e per carità, questo è vero. Purtroppo, io dico, purtroppo, perché però bisogna anche tenere presente che qui a Bologna c'è anche tante persone che si oppongono a questo regime che c'è da 70 anni in queste regioni rosse, in particolare, io parlo per l'Emilia Romagna, cioè il problema nostro è questo. Qui in Emilia Romagna, sa cosa succede? Succede che perché la gente vota sempre più o meno in maggioranza il PD, alias comunisti? Perché hanno costruito sul territorio un sistema, diciamo così, economico talmente potente che anche addirittura gli imprenditori che uno pensa che sono magari contrari a questo tipo di regime, si sono, come dire, adeguati, quindi dagli imprenditori, dall'ultimo imprenditore, il sistema delle COP, tutto, lei capisce che c'è proprio un regime anche economico, certo. Pertanto molta gente che prima i locali, gli autoctoni venivano assunti a lavorare in queste, diciamo, in queste organizzazioni, poi sono arrivate le masse di immigrazione prima dal sud e adesso purtroppo le abbiamo anche da fuori, e si adeguano tutti perché chiaramente votano lì, perché hanno il lavoro, hanno tutto, quindi purtroppo la situazione è molto grave qua da noi, e chi si oppone, siamo in pochi, noi facciamo quello che possiamo, noi siamo in pochi, votiamo sempre contro, però siamo sempre una minoranza. Ecco, la grande occasione, per concludo, ringrazio molto che finalmente abbiamo avuto occasione di firmare per il referendum, abbiamo già firmato qui per i vostri referendum, per la Lega Nord, in particolare per la legge Mancino, che è veramente una vergogna che ci sia in Italia una legge che discrimini gli italiani o comunque gli autoctoni nei confronti di un presunto tale razzismo. Buongiorno. Buongiorno e grazie. Pronto? Sì, ciao, sono Michele da Brescia, buona Padania. Buona Padania. Allora, una considerazione, a parte il fatto la vicinanza ai fratelli che sono in carcere, ingiustamente questo non ci piove. Io volevo fare una semplice considerazione sul fatto che se ce li abbiamo addosso così e non facciamo mai niente, un po' di colpa me la prendo io, primo quasi militante della Lega, che sono in Lega da 25 anni, perché sono un po' datato, ho iniziato a votare Lega a 18 anni, però anche il fatto dell'appuppato che mi spara una cazzata del genere e gliela si fa passare liscia, ma non liscia, bisogna mettere le mani sul portafoglio di questa gente. Cioè tu mi infami, mi dici che mi vuoi far fuori e io non ti faccio nulla, no, tu risponderai in tribunale per quello che dici e pagherai. Non so se sono stato chiaro, bisogna agire anche così con questa gente, perché sennò non la capiscono. Non la capiscono, bisogna prenderli e dire ok, tu adesso mi dai 10 milioni di euro perché mi hai infamato, mi hai minacciato e la paghi. E si può fare, bisogna solo volerlo, grazie. Io sono perfettamente d'accordo con te, mi ricordo che Matteo Salvini disse inizieremo con le querele a chi ci sta, chi diffama, chi ci insulta, eccetera, eccetera. Ecco, io credo che il movimento si sia già messo in moto, perché come giustamente disse Salvini, bene, visto che noi siamo contrari al finanziamento pubblico, eccetera, eccetera, no? Ecco, questi soldi qua comunque li avremmo comunque da chi ci ha infamato, calunniato, eccetera, eccetera, avanti con le denunce, ricaveremo sempre molti più soldi che da quelli dello Stato, quello che viene tolto ai cittadini, per cui non è escluso, anzi sono convinto che già i legali sono al lavoro per denunciare e querelare la signora Puppato. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Voi come l'altra volta avete negato i figli di bossi ladroni, eccetera, oggi negate che ci siano delle armi vere e proprie che comunque stessero organizzando un'insurrezione. Matteo Salvini, il vostro segretario, è un controsenso vivente, è in Europa, prende uno stipendio di 20.000 euro al mese e non ci va mai, è assenteista, è contro l'Europa ma ci sta dentro e si intasca i 20.000 euro al mese. Questa è la Lega ladrona.
Lega ladrona. Bene, grazie. Allora, ladrone sarà lei intanto e non la Lega, prima cosa. Seconda cosa, Matteo Salvini, se lei va a vedere le presenze in Parlamento europeo, è uno dei più presenti, è uno dei più attivi. Allora, prima di parlare, colleghi la lingua al cervello, va bene? E ladrone sarà lei. E nessun leghista è ladrone fino a prova contraria, va bene? Magari i ladroni ce li ha lei in casa sua. E io mi chiamo Andrea Ancona e mi quereli pure per quel che ho detto. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, sì, perché sento la radio dall'altra parte. Sono Silvio da Torino, tanto per cambiare un po' argomento, volevo così fare un discorso sui sinistri. Io quando sento che dicono diciamo qualcosa di, perché non dici qualcosa di sinistra, non fai qualcosa di sinistra, mi viene la peredocca, perché so cosa vuol dire fare provvedimenti per gli amici degli amici, fare provvedimenti solo per una piccola parte irrisoria. Per esempio, gli 80 famosi 80 euro di sconto IRPEF, guardate che sopra i 1500 euro gliene ha fatta pagare perché mi hanno tolto le detrazioni per il figlio a carico. Quindi metti che ci sia una famiglia che ha soltanto quell'entrata di 1500 euro, perderà le detrazioni. Cioè i sinistri non sono capaci di fare qualche cosa uguale per tutti. Allora l'uguaglianza, che magari con la quale si riempie una bocca a partire dalla rivoluzione francese, per l'uguaglianza c'è solo a parole, no? Ormai vede esattamente come nella giustizia, per franca, sono gli amici degli amici. Grazie, pronto, l'ultima telefonata. Va bene, Libera, buongiorno. Allora, hanno preso tutte queste povere persone accusandole di eversione, ma nessuno legge il Corano, dove c'è un versetto, una sura che dice che ogni musulmano che si reca in un paese. Pronto? Sì, ci siamo. Ok, in un paese emigrando non deve sottoporsi alle leggi di quel paese, ma deve operarsi per imporre la legge coranica. Se non è versione questa, invece a questi qua gli danno le caserme, gli danno le sedi di partito, perché le moschee sono anche quello. Buongiorno. Il signore di prima sarebbe già comunque, potrebbe già futtarci un bel millata di euro per la stronzata che ha detto, lo spiegato di Grillino di prima. Sì, ma guardi, il fatto che questi signori non dicono chi sono, si qualificano, è troppo bello dietro un microfono, no, insultare gli altri. Io non accetto più nessun insulto nei confronti dei leghisti e del popolo. Se qualcuno ha qualcosa da dire ad Andrea Ancona, lo dica ad Andrea Ancona. Se qualcuno ha qualcosa da dire a Roberto Colombo, lo dica a Roberto Colombo. E non siete tutti ladri, eccetera, eccetera. Va bene, noi siamo quasi in chiusura. Allora abbiamo qui la signora Diletta che è stata silenziosa e paziente per 2 ore. Ecco, vorrei chiedere alla signora Diletta di dirci qual è la sua impressione su questa trasmissione, su questa radio. Beh, io la seguo di solito quasi tutte le domeniche, quindi sono molto contenta di aver partecipato. Saluto tutti i leghisti, sinceramente sono leghista e non demordo assolutamente, ecco, per nessun motivo. Scusi, si può dire quanti anni ha lei? Io ho 72 anni. E non demorde? E non demordo. E spero che tutto quello che viene fatto in Italia e in Europa e soprattutto al nord, perché ovviamente vada bene e non ci siano sempre i soliti che ostacolano tutto e mettono tutto in bruttura, quando in realtà la realtà è che siamo noi a essere discriminati, non certa gente. E ne sono veramente convinta, e non perché ho 72 anni e quindi seguo la politica da almeno 30 anni, perché ho le idee abbastanza chiare e soprattutto perché vedo che la Lega è l'unica che difende i diritti veri delle persone. Saluto tutti di nuovo, buona giornata. Ecco, grazie signora Diletta. Anche io saluto, abbraccio, dall'altra parte del vetro c'è il sommo poeta, vabbè, insomma, va bene, va meglio, il sommo poeta Alarico Zeni con la sua trasmissione, la sua bellissima trasmissione Lombardia, amore mio, che ci rasserenerà un po' dopo le 2 telefonate, la tensione di questi giorni. Io vi saluto, vi abbraccio, mi raccomando,
chi può ovviamente a Verona a sostenere la lotta e le ragioni dei 24 autonomisti arrestati ingiustamente, e vi do appuntamento, a Dio piacendo, a voce piacendo, a domenica prossima. Grazie, buona domenica a tutti.